Buonasera, i titoli con le principali notizie. Sanità a Palermo nel quartiere Zen, l'ennesima aggressione a medici infermieri del 118. A Catania l'allarme della CISL per i casi di violenza contro i medici del San Marco. Rubinetti a secco in Sicilia, a Caltanissetta, scendono in piazza gli studenti e le associazioni. L'acqua arriva ogni 6 giorni, ma in alcune zone non c'è da mesi. Per un turismo diverso, la scoperta di chiese e monasteri dimenticati, all'Ipa è riaperto al pubblico il chiostro medievale di San Bartolomeo. E viva la radio! 100 anni fa l'inizio delle trasmissioni da Marconi a internet, tanto è cambiato, ma il mezzo di comunicazione è sempre giovane. A Siracusa, tra i vicoli di Ortigia, sfreccia un cannolo con le ruote, la creazione di uno youtuber di Enna che ha realizzato per diffondere il bello e il buono della Sicilia. A Ragusa gli atleti nazionali del basket in carrozzina per la partita della vita, il progetto dedicato alle persone con lesione al midollo spinale. Il Catania vince 3-1, rimonta sul campo della Casertana e vede in testa la classifica. Il Messina ferma la corsa del Benevento, capolista, mentre il Trapani strappa un punto al Sorrento. Maledizione Barbera per il Palermo sconfitto in casa della Salernitana. Buonasera, eccoci dunque in primo piano alla sanità, o meglio le aggressioni, l'ennesima aggressione a quella che è avvenuta a Palermo, allo Zen, a medici e infermieri del 118, che ripropone appunto il tema della sicurezza per gli operatori sanitari. Sentiamo Francesco Triolo. Un fenomeno in costante e preoccupante crescita, quello delle aggressioni agli operatori sanitari. L'ultimo in ordine di tempo, quella avvenuta allo Zen di Palermo durante un intervento di soccorso dopo un incidente stradale nel quale sono rimaste ferite 3 persone quando sono stati aggrediti e picchiati medici ed infermieri del 118. Troppi per i parenti dei feriti, 7 minuti per l'intervento dell'ambulanza. Un'aggressione che ha scatenato diverse polemiche. L'Ordine dei Medici di Palermo chiede l'applicazione delle misure previste dal decreto legge in vigore dal 2 ottobre. Il direttore del 118 della centrale operativa di Palermo, Trapani ed Agrigento, Fabio Genco, ha preannunciato una denuncia su quanto accaduto, chiedendo la convocazione di un tavolo in prefettura e che gli operatori vengano scortati dalle forze dell'ordine. Proponiamo che ci sia maggiore sicurezza per i nostri operatori che giornalmente agiscono e vanno in alcune zone periferiche dove può capitare che ci siano di questi atti vandalici da parte di... Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l'accaduto e stanno procedendo all'acquisizione delle immagini delle telecamere dell'ambulanza e della zona. Quella di Palermo è soltanto l'ultima di una serie di aggressioni. A febbraio un medico dell'ospedale Cervello è stato picchiato con un tirapugni. A luglio è accaduto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania a danno di una dottoressa. Ad agosto sono state 3 le aggressioni nel giro di pochi giorni in altrettanti ospedali siciliani. E anche la CISL di Catania, proprio sugli atti di violenza contro i sanitari nei pronto soccorso, alla luce dell'ultimo episodio verificatosi al San Marco, lancia un allarme sicurezza. Sentiamo Simona Mazzone. L'ultima aggressione in ordine di tempo al pronto soccorso del San Marco a Catania, dove padre e figlio si sono scagliati contro i medici rompendo anche una vetrata, perché l'attesa di cure al triage per la loro parente si stava dilungando eccessivamente. Non si tratta del primo episodio e probabilmente non è nemmeno l'ultimo, ma è certo che vicende come questa accendono i riflettori sulla mancanza di sicurezza nei presidi ospedalieri, dove medici, infermieri e personale sanitario non sono al sicuro, spesso oggetto di escandescenze da parte di utenza stremata dalle attese. Dall'inizio dell'anno sono 26 le aggressioni denunciate al San Marco e 4 al Policlinico. Le strutture si devono costituire parte civile quando accade ciò ed è per questo che abbiamo chiesto al prefetto e continuiamo a chiedere con estrema urgenza al prefetto di convocare il tavolo provinciale per la salute e sicurezza. Nel contempo emerge anche la questione delle liste di attesa, dei triage che lasciano per ore pazienti in pronto soccorso ad aspettare, ed è qui che si scatenano momenti di tensione fino ad arrivare in alcuni casi ad aggressioni, prima verbali poi fisiche. Alcune situazioni accadono per l'estenuante attesa di codici bianchi di 11-12 ore
purtroppo per l'esigua presenza di personale medico. La richiesta è quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine in quegli ospedali come il San Marco, dove manca. La figura del vigilante non basta, perché il vigilante ha nel contratto soprattutto la tutela del bene e quindi non c'è una regola di ingaggio come lo potrebbe avere un rappresentante delle forze dell'ordine. Altro punto su cui si batte il sindacato è ottenere maggiore tutela da parte del presidio ospedaliero verso i propri dipendenti, che in caso di aggressione devono pagare da sé cure e legali. Adesso andiamo a Palermo, dove la scorsa notte si sono verificati 2 episodi di violenza all'interno appunto della cosiddetta Movida. Un gruppo di giovani hanno inscenato una rissa davanti a 2 discoteche, minacciando anche i gestori che non volevano farli entrare perché i 2 locali erano ormai appunto pieni per la presenza di altri giovani. E poi sempre la scorsa notte 2 turisti tedeschi sono stati aggrediti e derubati sempre da una banda di giovani, proprio senza ancora capire il motivo. Stanno indagando infatti i poliziotti. Apriamo la pagina della crisi idrica in Sicilia. La situazione più complicata resta a Caltanissetta, dove l'acqua scorre a turni di 6 giorni, ma in certe frazioni non arriva da mesi. Oggi c'è stato un corteo di studenti e associazioni nel centro proprio della città. Sentiamo Orazio Longo. Siamo a Caltanissetta e siamo nel 2024 e ancora non possiamo considerare l'acqua un diritto. Schifani, vogliamo lavarci le mani. Gli studenti di Caltanissetta gridano e si rivolgono al Presidente della Regione mentre in corteo sfilano da Piazza della Repubblica in parata contro l'emergenza idrica. Un'emergenza che non è più purtroppo una novità. Né a Caltanissetta né in gran parte del resto della Sicilia, dopo un'estate letteralmente a secco che ha scoperchiato i problemi atavici di gestione degli impianti e che ancora oggi costringe centinaia di migliaia di siciliani a turni e razionamenti, come quelli del capoluogo nisseno, dove l'acqua in città scorre a turni di 6 giorni, ma in alcune frazioni non arriva addirittura da mesi, e il costo delle autobotti è raddoppiato quando non triplicato. Insomma, l'acqua vale più dell'oro e la tensione sociale non accenna a diminuire. L'emergenza è troppo seria per concedersi pause, spiega il comitato composto da studenti liceali e universitari, assieme a loro anche rappresentanti politici e associazioni. Il problema non è solo nei rubinetti, ma anche negli invasi, dove l'acqua è poca e torbida, i pesci sono in affanno, e con il vento di scirocco e il nuovo innalzamento delle temperature si rischia la moria della fauna, specchio di un disagio che tocca anche le altre province dell'isola. Palermo, dove da domani inizia il razionamento in alcuni quartieri, e nella piana di Catania, dove a soffrire sono anche i fichi d'India. E di siccità e delle misure messe in atto dal governo Meloni parla il ministro Musumeci a Brucoli per la convention di Fratelli d'Italia. Tra gli ospiti di questa giornata conclusiva il nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli. Sentiamo Luca Ciliberti. La partita dell'economia e dello sviluppo del futuro che si gioca sott'acqua e nello spazio, e ancora la prevenzione e la protezione civile. I ministri Nello Musumeci e Alessandro Giuli chiudono la 3 giorni nazionale di Fratelli d'Italia a Brucoli. Per l'ex presidente della regione un'occasione ovviamente per parlare di siccità e delle misure messe in atto dal governo Meloni per affrontare le emergenze climatiche. È un tema, se ci fate caso, nel dibattito politico che non appare ancora prioritario nonostante quello che accade ogni giorno. Credo che servano almeno 20 miliardi da utilizzare in 10 anni per cominciare a fare seria opera di prevenzione. Musumeci attacca l'ambientalismo di sinistra, troppo semplice mummificare l'ambiente e dire qui l'uomo non entra, come vorrebbe Bonelli, dice, e la cementificazione selvaggia. Poi ricorda la mancata politica di prevenzione, compresa la legge regionale da lui stesso varata nel 2017 e mai applicata. Se penso agli oltre 150 miliardi spesi per il bonus, provo rabbia, perché avremmo davvero potuto con quella somma mettere in sicurezza il territorio nazionale. Per il ministro della cultura è la prima uscita pubblica e per lui subito la grana del Teatro Massimo di Palermo. Non posso e non rientra nella mia titolarità dire se Betta rimarrà o meno sovrintendente, perché è una decisione corale che deve tener conto, e qui forse ci capiamo meglio, delle esigenze del luogo, cioè di Palermo. Non ci sono nomi che si calano dall'alto, non ci sono nomi che spuntano dal basso. Quello che posso dirvi è che a breve la questione verrà chiarita nel modo migliore e più soddisfacente per tutti.
Una 3 giorni organizzata dai gruppi parlamentari di Senato e Camera di Fratelli d'Italia per la seconda volta in Sicilia. L'attenzione che ha questo governo nei confronti della Sicilia e del Sud è un'attenzione tangibile, solo chi ovviamente in malafede non lo evidenzia e non lo vuole raccontare, ma noi siamo orgogliosi di farlo per gli italiani, certamente no per avere un riconoscimento dalla sinistra che ha distrutto questo paese. Un turismo diverso alla riscoperta di chiese e monasteri dimenticati è il tema del convegno che ha portato a Lipari a visitare il chiostro medievale di San Bartolomeo. Francesco Triolo. Un nuovo modo di vivere il turismo fuori stagione, scoprendo e riscoprendo chiese e monasteri siciliani. È il caso del chiostro normanno di San Bartolomeo a Lipari, protagonista di un convegno internazionale organizzato dal Parco Archeologico delle Olie. Il chiostro d'epoca medievale è stato scoperto per caso nel 1978 sull'Acropoli di Lipari dal grande archeologo Luigi Bernabò Brea e proprio lì si è parlato della difesa degli spazi sacri, di chiese e monasteri fortificati nel Mediterraneo medievale, con architetti, archeologi e storici dell'arte giunti in Sicilia da Grecia, Croazia, Spagna, Francia, Marocco, Tunisia, Malta e Italia. Lipari a questo monastero, ma è nata nella Crocoro, in questo Montarozzo di Lipari, che è il centro della città storica del passato, il cui centro era questa cattedrale con il chiostro. Tutt'attorno c'è un sistema di fortificazioni, che erano fortificazioni di epoca greca, di epoca medievale, ma anche di Carlo V, re di Spagna del Cinquecento. La presentazione del libro I chiostri nell'area mediterranea a cura di Arianna Carannante e Fabio Linguanti ha consentito di effettuare un focus proprio sul monumento medievale di Lipari, uno dei meno studiati del Mediterraneo medievale e che gli studiosi hanno visitato nuovamente alla luce degli studi più recenti. Partire da Lipari significa partire dal monumento principale del Medioevo di Lipari, cioè la cattedrale, il chiostro normanno, e da tutte le sfaccettature che a livello architettonico, storico-artistico, archeologico il chiostro ci dice nelle relazioni col mare. La cattedrale, il chiostro di Lipari hanno un proprio rapporto col mare e con la fortificazione. Tra le novità quella relativa alla data di costruzione, avviata alla fine dell'XI secolo e conclusa nel primo ventennio del XII. Il convegno si è concluso poi con un approfondimento su tutta l'area tirrenica settentrionale del Mediterraneo, della Francia, dell'Italia del Nord e della Sardegna. I 100 anni della radio, da Marconi a internet, tanto è cambiato, ma la radio non va in pensione. Orazio Longo. Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma. Concerto sinfonico inaugurale. Quartetto Opera 7 di Haydn. È così che inizia la radio in Italia il 6 ottobre del 1924 alle ore 21. Sono passati 100 anni in cui il primo mezzo di comunicazione di massa che vuole vederne la paternità, Guglielmo Marconi, ha scandito la vita degli uomini di tutto il mondo. Da Uri a Eyar a Rai, da Giovinezza a Bella Ciao, dai concerti che continuano tuttora a essere trasmessi, come quel primo quartetto di Haydn, ai momenti più bui come quelli dei messaggi cifrati durante le guerre mondiali. La resistenza attraverso Radio Londra. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. La radio piace molto agli intellettuali che a partire dalla fine degli anni '20 non fanno mancare i loro contributi, da D'Annunzio a Pirandello sino a Umberto Eco e tanti altri ancora. Intellettuali e parodie come quelle più recenti di Fiorello. Baldini, lei dice studio, ma per studio intende il locale dove il professionista svolge l'attività oppure l'atto dello studiare? Con l'avvento della TV nel 1954 la radio entra progressivamente in crisi, poi arriva internet. Sembra tutto finito, invece no, la radio ce la fa, con qualche acciacco, ma ce la fa. I giovani oggi la ascoltano sul telefono e nuovi termini hanno arricchito il nostro vocabolario come podcast. Ci siamo messi al passo, continuiamo a farlo e la radio rimane al nostro fianco. Amo la radio perché arriva dalla gente. Tra i 21 nuovi cardinali annunciati oggi da Papa Francesco ci sono anche 4 italiani, uno di loro è siciliano, Monsignor Baldassare Reina, vicario di Roma, nato a San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento. Una breve pausa e poi ci occuperemo di un cannolo davvero speciale. Un cannolo
cannolo con le ruote, la creazione di uno youtuber di Enna che è partito da un monopattino elettrico. Oggi lo abbiamo intercettato a Ortigia. Sentiamo Francesco Aloi. E come avete ben capito, ho deciso di costruire un motocannolo sul mio monopattino. Detto, fatto. Ed ecco a voi il cannolo con le ruote. Sì, in Sicilia non manca nulla e lo capiamo anche così. È l'invenzione di Ugo, youtuber ennese innamorato della sua regione. Con questo cannolo gigante sta catturando tutti. Oggi è in giro per Ortigia, a Siracusa. Orgoglioso di questa grande invenzione perché io tengo la Sicilia nel cuore. Per costruirlo, tanta pazienza. L'ingrediente principale, la fantasia. Tutto completamente fatto a mano, con una base di polistilene, legno, c'è un'anima d'acciaio, poi la vetroresina. Io volevo sempre fare qualche cosa che mi distinguesse. Tutto questo per dire al mondo che il marchio della Sicilia non sono mafie e lupara, ma tanto altro, come un buon cannolo. Ma questa non è l'unica creazione dedicata alla sua terra. Ho realizzato per esempio un'isola a forma di Sicilia e ho navigato sopra un lago, una barca idromassaggio a dondolo, tutto in stile siciliano. Un carrettino siciliano acquatico. E mentre qui tutti mangiano con gli occhi questo mega cannolo, Ugo ritaglia qualche minuto per gustarne uno, un po' più piccolo, ma vero. Viva la Sicilia! A Ragusa gli atleti nazionali del basket in carrozzina per la partita della vita, il progetto a favore delle persone con lesione al midollo spinale. Veronica Barbarino. In campo non esistono distinzioni e l'unica misura del valore è proprio il campo. L'evento sportivo, la partita della vita, incarna questo pensiero. Dà valore a chi, magari in una frazione di secondo, ha perso la capacità di muovere le gambe, ma non per questo si è arreso. Ragusa ha accolto i più grandi atleti nazionali del basket in carrozzina per il progetto a favore delle persone con lesione al midollo spinale, promosso dall'Assessorato regionale della salute in collaborazione con l'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, l'ASP 6 e la Federazione delle Associazioni Italiane dei Paratetraplegici. Siamo contenti di partecipare a questo evento, siamo contenti di portare comunque dei messaggi positivi, no? Dei messaggi attraverso lo sport, che poi è la nostra passione, quello che facciamo, del fatto che comunque di cercare sempre di inseguire i propri sogni, di lottare per quelle che sono le proprie ambizioni, indipendentemente dalle difficoltà che la vita ti può mettere davanti, no? Quindi siamo contenti di essere qui e vogliamo vederci questa serata tutti insieme. Una serata di festa per l'iniziativa che coniuga benessere e valore sociale, il cui ricavato sarà devoluto sia alla FAIP Sicilia per le sue attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale, che all'implementazione e la divulgazione dello sport nelle persone diversamente abili del territorio ebleo. Partite affascinanti, dopo 5 minuti non ti accorgi più che esiste la carrozzina, ma queste persone che fanno evoluzioni incredibili, a dimostrazione lo sport è vita e bisogna farlo, soprattutto queste persone li aiuta a uscire fuori dall'isolamento e uscire fuori dall'isolamento mentale e fisico. Una breve pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, una squadra inceppata che ha girato a vuoto a lungo, tanti passi indietro per il Palermo che scivola a metà classifica perdendo in casa con la Salernitana 0-1 nella partita dell'8ª giornata di Serie B. Queste le reti nel primo tempo al 21° Tello. Invece il Catania vince 3-1 in casa della Casertana dopo il vantaggio dei campani. Con i mancini i rossazzurri pareggiano con Guglielmotti e vincono nella ripresa grazie alle reti di Jimenez e Inglese. Ascoltiamo l'allenatore dei rossazzurri toscano al termine della partita.
È una squadra dell'esperienza e della qualità che abbiamo noi, soprattutto nel reparto difensivo. Si poteva evitare di prendere un gol del genere, però forse è stato il gol che ci ha fatto svegliare. Abbiamo iniziato ad alzare il ritmo, abbiamo creato 3-4 situazioni sia nel primo tempo, poi il secondo tempo dal punto di vista fisico la squadra è uscita fuori in maniera prepotente. Ci abbiamo messo anche qualità nel gioco, soprattutto nel reparto avanzato, dove Jimenez, Pippo e Roberto hanno fatto cose importanti. Il merito va ai ragazzi che hanno interpretato la gara, sono rimasti dentro la gara per tutta la partita, l'hanno voluta vincere. È una squadra che ha qualità, sia nei ricambi, nell'organico c'ha qualità. La squadra è cresciuta anche dal punto di vista fisico, sta crescendo settimana dopo settimana, deve crescere dal punto di vista mentale, perché non bisogna aspettare di prendere lo schiaffo per alzare il ritmo. Noi siamo una squadra che deve giocare a ritmi alti. Quando giochi a ritmi bassi qualsiasi squadra può metterti in difficoltà. Quando alzi i ritmi esce fuori la tua qualità e oggi l'abbiamo fatto per gran parte della partita. Pareggio senza reti per il Messina, che al Franco Scoglio ha fermato la corsa del Benevento capolista tra i pali colpiti. E poi invece un altro pareggio in trasferta del Trapani contro il Sorrento, granata per quasi tutta la ripresa, in 10 per l'espulsione di Benedetti. Bene, io mi fermo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per l'ascolto e buona serata. La Sicilia è la regione europea della gastronomia 2025, prima in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale assegnato dall'International Institute of Gastronomy. Il G7 Agricoltura di Siracusa e l'Expo Divinazione sono stati il luogo e l'occasione per parlare di un riconoscimento che non arriva a caso, un successo che inorgoglisce il neoassessore all'agricoltura della regione siciliana Barbagallo. È un programma che è nato con il mio predecessore, l'assessore San Martino, con il pieno sostegno del presidente Schifani. Li ringrazio ambedue per questa straordinaria opportunità che danno alla Sicilia e a me di portare avanti questo lavoro. Sicilia, regione della enogastronomia, non significa soltanto esaltare i prodotti di eccellenza della nostra Sicilia, prodotti DOP, prodotti GP, prodotti biologici, una diversità e una biodiversità che è veramente elevata, ma significa anche promuovere la Sicilia, promuovere il Made in Sicily, il che significa cercare di raccordare le iniziative sulla enogastronomia e sui prodotti agroalimentari con le bellezze del turismo, con le bellezze dei beni culturali, con i borghi marinari, con i borghi rurali, con le riserve siciliane, cioè sostanzialmente cercare di innalzare il livello di attrattività della Sicilia trainando tutti gli aspetti delle bellezze siciliane attraverso l'agroalimentare. Ma il riconoscimento è onore e responsabilità al tempo stesso. Io spero che stiamo per uscire dal momento critico della siccità, dal momento più acuto, momento che ha visto diversi mesi con grandi sofferenze, soprattutto da parte degli imprenditori agricoli, delle aziende a cui sono molto vicino. Passato questo momento dobbiamo passare alla programmazione e già c'è un primo intervento immediato che come governo porteremo avanti come assessorato, che è quello di di emanare tra pochi giorni, tra una decina di giorni, un bando a favore delle aziende agricole che metterà a disposizione 100 milioni di euro
per fare laghetti collinari, per fare laghetti aziendali, per fare pozzi, per fare impianti di dissalazione e quindi tutte quelle misure che consentiranno appunto di mitigare in futuro i sicuri periodi di siccità. Se il G7 è stato segnato dalla presenza dei giovani, anche l'assessorato regionale all'agricoltura punta su di loro. Il confronto tra le imprese e la ricerca è un incontro fondamentale. Peraltro l'assessorato agricoltura ha promosso diversi bandi per appunto facilitare la collaborazione tra le imprese e i ricercatori. Un volano per i prodotti siciliani e di certo il marchio Born in Sicily. Obiettivo dell'assessorato è anche il rafforzamento dell'export. Sì, il Born in Sicily non deve essere solo il born delle eccellenze agroalimentari, deve essere qualcosa in più, deve essere una esportazione delle nostre bellezze turistiche, quindi che rappresenta un asset fondamentale per la nostra Sicilia, e poi dei beni culturali. E dobbiamo rafforzare questo legame. Io sono fiducioso che riusciremo nel 2025, utilizzando questo riconoscimento, a rendere concreto questo concetto. I colori della Sicilia, con i profumi e i sapori, spiccano nella piazza Duomo di Ortigia, nel padiglione della regione, dove è difficile scegliere. Io credo che i visitatori in questo Expo hanno potuto veramente apprezzare tutto quello che noi produciamo.